Una scoperta straordinaria, 5 tombe di epoca romana ritrovate nella zona industriale della nostra città raccontano la storia di Patavium. La storia di Patavium romana emerge in un angolo della città che mai prima d'oggi aveva regalato frammenti del passato. In zona industriale, nel terreno dove si stanno completando gli scavi per la rete fognaria della Torre della Ricerca, sono state scoperte 5 sepolture di epoca romana, uno spaccato di vita rurale alle porte della fiorente Patavium del I secolo d.C. Ecco cosa raccontano i vasi ossuari e le anfore trovate nelle tombe. Una porzione di territorio rurale di età romana che è piuttosto sconosciuto per questa zona della provincia e del comune di Padova, e che è tutto da esplorare. Molto probabilmente una fattoria che sorgeva ai margini della via Agna, il prototipo della moderna autostrada, il lungo percorso dell'epoca augustea che collegava Padova ad Aquileia ed Adria, passaggio di mercanti e soldati, dove oggi sorgono le industrie. Nell'antichità potrebbe esserci stata la periferia. Ci aiuta ad approfondire la conoscenza della città, e potremmo dire che già allora quella che era la suburbia, siamo a Camin, dava l'idea di una città molto grande, di una città potremmo dire metropolitana oggi in senso, come dire, moderno, però dall'idea dell'importanza della città veniva definita Principio Venetorum. In attesa di sapere dove e quando verranno esposti questi reperti della necropoli romana, la zona industriale verrà studiata con la speranza che vengano aggiunti altri tasselli alla storia patavina.